Guerre, crisi climatiche, crisi energetiche e nuove tecnologie stanno cambiando con velocità vertiginosa il nostro mondo, anche economico. Perché studiare la storia dei secoli passati? A che cosa serve? Lo abbiamo chiesto al professor Edoardo Demo in occasione della Scuola di Politica ed Economia di Confartigianato Imprese Vicenza. Lo studio del passato ci può essere d'aiuto per capire come uscire da situazioni di difficoltà. Certo, non è storia magistra vitae, come diceva Cicerone, ma è certo che sapendo quelli che sono stati gli errori commessi in passato o le situazioni di difficoltà che hanno determinato una crisi, può essere più facile provare ad uscirne. La cosa importante è che la crisi deve essere vista come una possibilità per un ulteriore salto in avanti. Prendendo spunto da quello che è successo, si possono trovare le nuove chiavi per affrontare il futuro in maniera positiva. La vocazione imprenditoriale del Veneto è plurisecolare, così come plurisecolare è la vocazione alle esportazioni. L'internazionalizzazione non è un'invenzione del Novecento, ma l'area veneta produceva manufatti destinati ai mercati esteri fin dal tardo Medioevo e questa funzione, questa capacità di produrre beni da esportare ovunque si rafforza ancora di più nel periodo rinascimentale, un periodo in cui Vicenza diventa una delle vere capitali della produzione di manufatti, soprattutto tessili, soprattutto di seta, destinati ai mercati europei e non solo.